Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi siamo ospiti di Sei nel posto giusto, primo open day dedicato alle aziende e ai cittadini del comune di Nogara. Noi andiamo a conoscere per voi adesso i protagonisti di questa bellissima iniziativa. Siamo in compagnia del sindaco di Nogara Flavio Pasini che, insomma, quinta edizione di questo Sei nel posto giusto, un grandissimo successo. Sì, è un'edizione entusiasmante. Io sono arrivato che già c'era la coda di ragazzi e di persone che cercavano lavoro, appunto, però persone quotate, direi anche volenterose di fare un'attività che serva loro e che sviluppi la loro professionalità. Cioè questo noi cerchiamo di fare questi contatti tra mondo dell'industria, dell'impresa e mondo della scuola, giovani, persone anche che magari hanno lavorato per tanti anni da una parte ma intendono cambiare lavoro. Quindi qui diamo questa grande possibilità a tutti di poter accedere al lavoro, ma soprattutto anche alle aziende di farsi conoscere e di essere disponibili a ricevere appunto questa idea, insomma, no? Di lavoro sul territorio di cui ne sentiamo tantissimo il bisogno. Siamo in compagnia dell'assessore Francesca Forigo, una quinta edizione, questo assessore, con un primo open day. Che come sta andando? Questo primo open day sta andando benissimo, questa quinta edizione sta dando molta soddisfazione perché ci sono state circa 500 possibilità di confronto tra i candidati e le nostre aziende partners, quindi direi che il risultato è molto buono. Ma Sei nel posto giusto non finisce qua, perché No, ovviamente prosegue con tanti altri appuntamenti che vedranno protagonisti chi? Beh, allora, il focus principale sono le aziende e tutte le persone che vogliono rimettersi in gioco nel mondo del lavoro, quindi lo sviluppo a seguito di questo primo open day saranno incontri formativi per gli HR d'azienda piuttosto che i manager aziendali, e quindi ci saranno incontri dedicati a queste figure professionali. Dopodiché il progetto si svilupperà per una parte più formativa dedicata agli studenti, quindi al mondo scolastico e alle loro famiglie. Già che ci siamo, visto che per chi ci segue da casa, che tipo di profili state cercando? Beh, noi cerchiamo tutto quello che ha a che fare con l'ospitalità, quindi nella gestione dell'hotel, il front office, back office, sia la parte della cucina per chi riesce comunque con tanta passione a farla ancora, e poi tutto l'aspetto delle manutenzioni, giardino, piscina, la stessa struttura, perché c'è sempre qualcosa da fare, cioè anche se da fuori si può pensare che l'hotel è un qualcosa di stagionale, ma in realtà poi non siamo quasi mai fermi, e quindi piccole curiosità, opportunità, e grazie ancora per l'invito. Siamo in compagnia di Elisa De Berti, un progetto Sei nel posto giusto che oggi hai visto con i tuoi occhi. Sì, è la prima volta che fisicamente partecipo ad una giornata di questo tipo, però il progetto lo conosco, lo seguo da diversi anni, anche perché è un progetto sostanzialmente partito da una idea, da un'esigenza, da un fabbisogno di un'azienda che ha trovato l'approvazione da parte dell'amministrazione comunale di Nogara, che si è sviluppato e che oggi coinvolge molti comuni della pianura veronese, ma tantissime aziende, dove si incontrano di fatto le necessità delle aziende con la domanda di lavoro da parte dei cittadini piuttosto che delle scuole, è davvero importante. Come ogni settimana non possono mancare le pillole di HR, e in questa puntata parliamo di feedback continuo. In un'azienda all'avanguardia, sapete, è importante non focalizzarsi solo sulla valutazione annuale, ma è importante che i feedback siano continui. Come? Utilizzando piattaforme digitali, colloqui brevi e frequenti momenti di dialogo. Di questo tema ne abbiamo parlato insieme ad Andrea Montuschi, intervistato da Samuele Nottegar. Bentornati a Pillole di HR e buongiorno Andrea. Buongiorno Samuele, buongiorno a tutte e a tutti. Oggi parliamo di dialogo in azienda e di come andare oltre il colloquio annuale, cioè di come fornire nuovi modelli di valutazione anche durante l'anno. Ecco Andrea, perché superare quella che è la tradizionale valutazione annuale? Banalmente Samuele, perché è vecchia. Non se Bene. ne può più. Non si può più lavorare in un modo in cui per 6 mesi non c'è più controllo. Poi paradossalmente è un micromanagement che è una piaga, no? Che sappiamo
affligge molte aziende, fa sì che alcuni manager vogliono controllare ogni giorno, però poi la valutazione formale paradossalmente invece te la faccio 1 o 2 volte all'anno. Meglio fare molto meno micromanagement e un po' più di momenti di check-up delle persone per capire non solo, sì, di condivisione, bravo, perché non è una valutazione, non è solo uno che va a dire sei bravo o non sei bravo, ma è capire che esigenze hai, è quello, il feedback vero è quella roba lì, condivisione, confronto. Ecco, e allora come si può implementare questo feedback continuo? Ci sono delle tecniche, dei consigli che si possono dare? Ci sono ci sono tecniche, consigli e strumenti soprattutto oggi che si possono utilizzare. Le tecnologie ovviamente ci aiutano, non è più necessario come una volta dovevi andare nell'ufficio del capo in quel giorno lì a quell'appuntamento, magari fare anche anticamera per fare il colloquio. Non è più il caso, si fissa un appuntamento online, puoi fare questo, sì, si può fare bene online, per cui mi trovo mezz'oretta e essendo così agile, così veloce perché uso la tecnologia, non ho bisogno di farne solo 2 all'anno, ne posso fare molti di più e magari in modo più legato a eventi, cioè faccio un grosso congresso per esempio, no? Parli, tu sei un giornalista, ti capita di presentare un evento, dopo l'evento hai un momento di feedback, giusto? Giustamente. Ok, grazie Andrea e vi aspettiamo al prossimo appuntamento con Pillole di HR. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Dedicati ai tuoi occhi, la tua squadra, la tua scelta. A Verona, Benetti Ottica, da sempre. Un grande gioco di squadra, quello di Sei nel posto giusto, ma adesso cambiamo ambito, ma continuiamo a parlare di gioco di squadra perché un altro modo di lavorare è proprio il progetto Impresa Civica. Pensato per tutte le scuole edili del Veneto, si tratta di esercitazioni pratiche che hanno come oggetto la manutenzione straordinaria di opere pubbliche. Ne abbiamo parlato insieme a Eva Violante di ESEF CPT, alla quale abbiamo chiesto come nasce il progetto Impresa Civica Edile e di che cosa si tratta. L'impresa civica è un percorso che nasce all'interno del progetto di formazione iniziale per operatore edile, la qualifica triennale della Regione Veneto. È un percorso che è caratteristico solamente delle scuole edili ed è un progetto che porta i ragazzi a fare la prima vera esperienza di lavoro situato a scuola, quindi cominciano già in seconda con questa esperienza dell'impresa civica che viene fatta tramite una convenzione con un ente pubblico. In questo caso noi abbiamo una convenzione da 2 anni con la provincia di Verona e all'interno di questa convenzione i ragazzi del secondo e del terzo anno vanno a fare dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria all'interno di edifici pubblici. La fase attuale del progetto è iniziata a inizio febbraio presso l'Istituto Ferrari Sfermi di Verona e vede coinvolti i nostri ragazzi del terzo anno accompagnati dal docente delle attività pratiche. Stiamo parlando di una manutenzione ordinaria, straordinaria di opere pubbliche, ma quanto è importante in realtà questo progetto per i ragazzi? Abbiamo scoperto il progetto di impresa civica grazie al settore istruzione della provincia, che è il nostro ente proprietario, la dottoressa Ganzarolli, che ci ha prospettato la possibilità di accogliere dei giovani studenti in attività di manutenzione, nel nostro caso straordinaria, delle pareti degli spogliatoi e di una delle nostre palestre. Da subito abbiamo apprezzato l'idea di un progetto organizzato e gestito con i giovani, per i giovani, perché stiamo parlando comunque di 2 realtà scolastiche. La provincia ha stipulato una vera e propria convenzione con la Scuola per l'Edilizia di Verona, proprio con l'intento di rendere beneficiarie di questa attività le sedi delle istituzioni scolastiche di proprietà della provincia. Ma è il momento di ascoltare i giovani che hanno partecipato a questo progetto, ai quali abbiamo chiesto che cosa si sono portati a casa come esperienza professionale e di vita. Nella scuola ESEF CPT la teoria è molto importante, però come è importante la teoria bisogna fare anche pratica. E grazie a questa impresa civica
ho imparato molte cose pratiche e sono molto soddisfatto di questa esperienza. Questo progetto è molto importante e a me ha dato molto aiuto nel, prima di tutto, capire il lavoro che in futuro andrò a realizzare. Nel prossimo servizio parliamo di arte. Anche lavorare manualmente può essere arte. Abbiamo intervistato per voi Alberto Morelato, giovane artista veronese che è arrivato alla fama grazie al suo profilo Instagram di oltre 118.000 follower. Realizza dei video che raccontano la sua passione per le tele, gli arredi, insomma il decoupage. Ma andiamo a conoscerlo più da vicino e gli abbiamo chiesto come nasce la sua passione per l'arte, che tipo di formazione ha e naturalmente quali sono i suoi sogni. La mia passione per l'arte nasce fin da quando sono piccolo. Ricordo di passare le serate con mio padre a disegnare, a colorare. Ricordo questi cartelloni giganti che metteva sul tavolo con colori e passavo appunto le sere a fare quello, ecco, e mi divertiva molto e diciamo che da lì poi ho scoperto un po' la mia passione per l'arte, no? Il tuo profilo Instagram è il tuo portfolio vivente, sempre in evoluzione. Come è iniziato il successo? Instagram, il mondo social, è nato un po' per gioco, un po' per caso. È iniziato tutto quando mi sono trasferito nell'appartamento in cui vivo tuttora, un bilocale molto carino, ma necessitava di diciamo, un piccolo restyling. E quindi quando mi sono appunto trasferito in questo appartamento per me è molto importante vivere in un posto che mi rappresenti in qualche modo e quindi ho deciso di vederlo come una tela bianca e di lavorarci sopra. E ho pensato perché non filmare tutto il processo e postarlo sui social, e così appunto ho iniziato. Abbiamo una curiosità, tanti dei tuoi video partono con il titolo Home Project, ma ci racconti di più di questo progetto? Ho iniziato sistemando la cucina, piuttosto che rivedendo la libreria, insomma un po' gli oggetti che già erano presenti in casa e di rivisitarli e dargli un restyling, no? Secondo il mio gusto personale. E poi appunto ho iniziato a postare questi video chiamandoli Home Project, appunto, dividendoli in parti, creando una specie di miniserie TV se vogliamo, e questo diciamo è stato un po' la chiave, quello che ha fatto funzionare il tutto. Qual è la tecnica che utilizzi? Tecniche ne utilizzo varie, diciamo che quella che mi rappresenta di più è l'utilizzo dei fumetti e la tecnica del decoupage. Infatti in parecchie realizzazioni ho usato appunto dei fumetti vintage di Topolino e qui ho avuto un po' di commenti anche negativi da parte di qualche persona sui social, però sono fumetti degli anni 70 di mio papà, di quando era piccolino, quindi anche l'utilizzo di questi materiali ha per me un legame diciamo personale. Uno degli ultimi progetti che ho realizzato per un'esposizione a Milano appunto consiste in una poltrona, un tavolino e uno specchio con una lampada, quindi ho ricreato un angolo di lettura che è stato interamente appunto rivestito con questi fumetti, prendendo oggetti appartenenti a miei nonni e dandogli nuova vita, sempre con delle cose vintage, quindi anche qui un continuo riuso di cose appartenenti al passato con una propria identità e un legame personale da mia parte, insomma. Chiudiamo la chiacchierata con Alberto chiedendogli appunto un consiglio che vuole dare a chi ci sta ascoltando, ai giovani che vogliono approcciarsi al mondo dell'arte. L'importante è prendere l'arte, o almeno quello che ho fatto io, prendere l'arte ed usarla come mezzo comunicativo. Se questo viene fatto in modo genuino, in modo naturale e senza secondi fini, poi i risultati e le soddisfazioni arrivano. Progetti futuri ne ho un sacco nel cassetto, anche di sogni che vorrei realizzare. Di sicuro l'ultimo dei progetti su cui sto lavorando è quello di un e-commerce, quindi di iniziare a vendere le mie opere, le mie creazioni, e poi
tanta curiosità per vedere appunto cos'altro porterà il futuro e questa strada che diciamo mi ha un po' bussato alla porta e che mi sta accompagnando in un percorso stupendo. E dal progetto Sei nel posto giusto del Comune di Nogara vi saluto, vi do appuntamento la prossima settimana sempre con il lavoro a 360 gradi per raccontarvi le novità del mondo del lavoro. Non mancate, vi aspetto.